Turismo sociale ed inclusivo. Oggi il nostro servizio si è aperto con le immagini collegate alla SUP, tanti elogi da parte di tutti, ma noi abbiamo sentito qualche cosa di molto interessante, arrivato proprio dalle mamme, di quelli che possiamo definire i protagonisti. Allora, personalmente devo solo ringraziare per questo tipo di esperienza inclusiva veramente, che l'ha coinvolto mia figlia e come ho visto anche coinvolgere tutti gli altri ragazzi, con una naturalezza che è la cosa più bella, insomma, che potessi vedere e desiderare. Infatti lei non vedeva l'ora di fare la lezione, di incontrarsi con gli altri, e quindi veramente un grazie a questa proposta e mi auguro che ce ne siano ancora altre, ma da questo bisogna imparare che lo sport è possibile e basta proprio dare quella piccola disponibilità, quel po' di tempo, ecco, e Non ogni vedere, struttura potrebbe farlo, ecco. non vedere l'ora di fare allenamento è una cosa sicuramente fondamentale. E nel caso di mio figlio non dormire la notte perché è emozionato per la giornata e devo dire che questa iniziativa bellissima porta ai nostri ragazzi tanta autostima e questo ne hanno bisogno perché in tante attività nel sociale sono abbastanza ai bordi, ai limiti proprio, e questo li porta ad essere protagonisti come giusto lo siano. Speriamo ci sia un continuo. E crediamo che le premesse per l'iniziativa collegata al 2023 ci siano veramente tutte. Grazie.